Buon pomeriggio a tutti, bentornate e bentornati a Cambio Gioco, la settimana della prevenzione del gioco d'azzardo organizzata da UL6 Euganea di Padova in collaborazione con Alterevo Società Benefit e IM Servizi. Ringraziamo tutte le istituzioni che hanno patrocinato questo evento, questa intera settimana di appuntamenti, che sono il Ministero della Salute, la Regione del Veneto, il Comune di Padova, l'Università La Sapienza di Roma e l'Università di Parma, l'ANCI Veneto, il MIUR del Veneto, l'Ordine degli Psicologi del Veneto e l'Ordine dei Medici di Padova. Un sentito ringraziamento va anche a tutte le realtà che hanno contribuito alla realizzazione di questa iniziativa e naturalmente a TGR Rai e Telepadova che sono stati i nostri media partner. Siamo a Padova, ci troviamo all'interno della bellissima Sala della Carità, stiamo trasmettendo in diretta sulla pagina Facebook di Cambio Gioco e sul canale YouTube dell'ULS 6. Salutiamo quindi ancora una volta il pubblico che ci sta seguendo attraverso queste dirette da tutta Italia, un pubblico che è stato veramente partecipe, che ha interagito con noi scrivendoci commenti e domande per i nostri relatori e condividendo le dirette sui propri canali social. Salutiamo anche le molte persone presenti in sala, in particolare salutiamo e ringraziamo le autorità civili, religiose e militari che sono presenti oggi con noi. Sono presenti perché abbiamo un incontro a cui teniamo molto, un incontro che restituisce anche un senso progettuale a questa settimana di appuntamenti, perché le giornate della prevenzione del gioco d'azzardo non si propongono solo come un evento fine a se stesso, ma sono al contrario un'occasione autentica di promozione della salute e un'opportunità per riflettere sulla prevenzione. Questo appuntamento di oggi è quindi un tavolo di confronto in cui rappresentanti delle istituzioni potranno ipotizzare prospettive e sviluppi applicativi di quanto abbiamo appreso e compreso nelle numerose occasioni di confronto dei giorni precedenti con esperti da tutta Italia. Prima di cominciare però abbiamo il piacere e la fortuna di avere con noi Margherita Colonnello, che invito a raggiungerci qui vicino, assessora con delega al sociale del Comune di Padova. Benvenuta Assessora e grazie per il suo saluto. Grazie a voi per il gratito invito. Parto portandovi saluti di tutta l'amministrazione, in particolare del sindaco Sergio Giordani e un sentito ringraziamento per aver voluto impostare un'iniziativa così innovativa e dirompente proprio qui a Padova, rendendo la nostra città protagonista a livello nazionale rispetto a un tema che è veramente importante ed è importante parlarne in modo innovativo perché sono anche cambiati i termini con cui dobbiamo affrontare questo tipo di argomento. Ringrazio quindi in tal senso anche la dottoressa Camporese che è stata preziosa sin da subito per voler tessere una rete territoriale tale per cui quello che si sta discutendo in questi giorni possa effettivamente modificare il modo che abbiamo per affrontare e prevenire questo problema. E a proposito di prevenzione, io credo che sia fondamentale quello che possiamo mettere in campo come enti locali. Proprio in questi mesi ci stiamo confrontando sul piano di zona, in questo senso colgo l'occasione per ringraziare anche la dottoressa Corti, direttrice sociale dell'ULS, per il prezioso lavoro che sta facendo per coordinare gli sforzi delle amministrazioni locali su tutto il tema della salute e anche della prevenzione. E il tema della ludopatia, della prevenzione per il gioco d'azzardo è uno dei temi che stiamo discutendo. Bisogna affrontarlo in maniera veramente approfondita e qui parlo non solo come assessora sociale ma anche come insegnante perché quello che hanno in mano i nostri ragazzi oggi, so che ne avete parlato nei giorni scorsi, sono strumenti da un lato straordinari, capaci di cambiare il nostro mondo, capaci di innovare la scuola, la didattica, ma sono anche strumenti che per la loro particolare conformazione presa proprio dal comportamentismo inducono gli studenti a stare sempre e costantemente rivolti ai loro devices. Allora questo può essere un'opportunità, ma purtroppo espone tutta una generazione al forte rischio
rischio di sviluppare dipendenze, qualunque tipo esse siano. Allora, proprio con l'orizzonte di occuparci delle nuove generazioni e di quello che stanno affrontando in questi anni di crescita, io penso che le parole pronunciate qui siano state e siano importanti, lo sono anche perché rivolte a tutto il Paese, quindi veramente vi ringrazio per quello che avete fatto e vi auguro un buon proseguimento. Grazie a lei, Assessora, grazie per l'incoraggiamento e il sostegno. E quindi possiamo cominciare questa tavola rotonda, questo confronto con i nostri ospiti che presento. La prima è la dottoressa Arianna Camporese, dirigente medico-psichiatra, responsabile del progetto Cambio Gioco dell'UL6 Euganea e chiaramente promotrice di questa intera settimana di appuntamenti dal titolo Siamo tutti in gioco. Benvenuta, dottoressa. Grazie a voi. Avremo poi con noi il dottor Alberto Riello, referente dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Padova e dell'Ufficio Politiche Giovanili. Benvenuto, dottor Riello. Il dottor Fabio Fuolega, della Direzione Servizi Sociali, Unità Organizzativa Dipendenze, Terzo Settore, Nuova Marginalità e Inclusione Sociale. Benvenuto, dottore. La dottoressa Maria Chiara Corti, direttore dei servizi sociosanitari UL6 Euganea, il dottor Salvatore Lobello, direttore dell'unità operativa complessa SERD Padova e Piove di Sacco UL6 Euganea. Buongiorno e benvenuto. Don Luca Facco, vicario episcopale per i rapporti con le istituzioni e il territorio della diocesi di Padova. E il dottor Vito Sava, direttore del Dipartimento Dipendenze e Facente Funzioni, direttore dell'unità operativa complessa Alta e Bassa Padovana, UL6 Euganea. Bene, lascio quindi la parola alla dottoressa Arianna Camporese per il primo intervento. Grazie. Allora, oggi siamo qui perché parliamo di un evento che è durato una settimana, la settimana della prevenzione del gioco d'azzardo. Questo è un evento di prevenzione che si insinua all'interno di un progetto che si chiama Cambio Gioco ed è un progetto che perdura da diversi anni, fa parte dei piani dei Fondo GAP promossi dal Ministero della Salute e poi sono stati demandati alle regioni. La Regione Veneto poi ha declinato ai dipartimenti dipendenze di occuparsi, cosa che noi facciamo già perché il gioco d'azzardo è comunque nei livelli minimi assistenziali, ma di implementare le azioni di prevenzione, cura, diagnosi, riabilitazione e anche ricerca nel campo del gioco d'azzardo. Perché una settimana intera? Abbiamo lavorato parecchio per fare questa settimana, sono 15 incontri, sono stati definiti con incontri al mattino, al pomeriggio, alla sera. Noi abbiamo capito nel tempo, occupandoci di giocatori da tanti anni, che c'è una bassa percezione del rischio. Quando parliamo di gioco d'azzardo sembra sempre che sia qualcosa che riguarda qualcosa di lontano, che non ci tocca. Quando faccio un po' di formazioni ai medici di base mi dicono sì, interessante dottoressa, però io i giocatori non li vedo. Non è vero che non li vedono, è che i giocatori non si fanno vedere e hanno una sintomatologia che alle volte sfugge anche al clinico più attento e raffinato. Noi, se vogliamo dare dei dati, sappiamo che la prevalenza del gioco d'azzardo è il 3% nella popolazione. Ma c'è un dato più preoccupante, che su 10 giocatori uno solo bussa alle porte dei nostri servizi. Se poi il giocatore è una donna, il dato cala ancora di più. E quindi noi perdiamo per strada molte persone che in realtà hanno bisogno. Inoltre c'è un altro problema ancora, che quando una persona comincia ad avere anche un comportamento a rischio, ci mette tantissimo, tanto tempo, 7-8 anni a chiedere aiuto, e quindi, come in tutte le patologie, se noi non interveniamo all'inizio, poi la patologia diventa cronica e quindi non solo questo va in termini di sofferenza della persona, ma anche in termini di sofferenza del nucleo familiare e di costi anche per la società. Quindi, perché una settimana di interventi? Proprio perché noi abbiamo a cuore la salute dei nostri cittadini e vorremmo che più persone possibili aumentassero la loro consapevolezza in questa tematica, che non è così lontana. Nel nostro dipartimento abbiamo in carico circa 250-260 utenti. Questo è un dato che è un po' in calo rispetto, per esempio, al dato dell'anno scorso. Ma questo non mi rassicura, potrei raccontarmi la storia che siamo stati bravissimi e che li abbiamo curati tutti. Forse un po' c'è.
però c'è anche che noi paghiamo l'esito di un lockdown che ha visto chiudere le porte di molte sale gioco, per cui mancando nel territorio anche i luoghi di gioco, i giocatori a un certo punto si sono un po' fermati, ma si sono fermati sul gioco fisico. I dati del CNR ci dicono che il gioco online è schizzato a livelli molto alti e con i giocatori online abbiamo più difficoltà nella presa in carico, nel riconoscimento. Non porto via più tempo, però voglio dirvi qualcosa rispetto a questa settimana. Cosa abbiamo fatto e com'è andata? È la prima volta che un'azienda sanitaria fa un evento di questo tipo con una modalità mista, online e in presenza. E questo forse ci sta dando ragione, nel senso che i dati ci dicono che abbiamo avuto tantissimi collegamenti da persone da tutta Italia, addirittura pare dall'Argentina, dall'Inghilterra e anche dalla Spagna, e quindi la modalità online ci ha permesso di contattare non solo i cittadini di Padova, ma a livello nazionale. Roma è la seconda città che ci ha seguito di più dopo Padova e abbiamo avuto circa 5.500 persone che ci hanno seguito online, che è un numero strepitoso da questo punto di vista. In presenza, chiaramente i cittadini, al momento abbiamo circa 450 persone che hanno seguito gli interventi, che hanno avuto 3 tipi di tempistica. Alla mattina abbiamo pensato a interventi per le scuole perché i ragazzi è una fascia di popolazione, vi ho detto prima, 3% della popolazione gioca con gioco problematico. Qual è la percentuale di giocatori problematici tra i ragazzi? Uno pensa bassa. È il 2,9%, 3%, quindi insomma i dati non sono molto, non ci rincuorano molto. Quindi però abbiamo parlato di gioco d'azzardo però in termini anche innovativi, cultura videoludica, educazione, il linguaggio, il valore della parola, il valore della legalità, il valore dello sport, perché dobbiamo arrivare ai ragazzi attraverso anche aspetti culturali, educativi, innovativi. Pomeriggio pensato più a una popolazione, a cittadini, ma anche a una popolazione che poteva essere più fragile o anche a popolazione come i genitori, quindi contenuti di tipo educativo. Abbiamo avuto molti operatori del settore che si occupano anche di neuropsichiatria e quindi anche di persone che hanno aiutato nella comprensione anche della percezione del rischio, ma anche in termini positivi. Il gioco non è solo il gioco patologico di cui mi occupo io, ma il gioco per fortuna è qualcosa di ludico, ricreativo, che è il lavoro del bambino, è quello che costruisce la sua personalità. Quindi anche un rafforzamento ai genitori a imparare a giocare in modo sano con i propri figli, perché noi arriviamo sempre un pochino tardi e quindi aumentare la consapevolezza, questo sarebbe già un buon obiettivo. La sera invece interventi pensati più ai clinici e agli operatori, ma anche a popolazione che può avere anche dei target di fragilità e quindi con interventi proprio mirati alla tematica del gioco. E abbiamo avuto circa 23 esperti, tantissimi operatori che si sono collegati e abbiamo avuto anche dei riscontri insomma positivi al momento, ma la nostra idea è quella, anzi più che un'idea sarà fatto, una brochure diciamo online che verrà messa a disposizione di tutti i cittadini e quindi come una sorta di atti del convegno però multimediali in cui le persone continuamente nel tempo potranno collegarsi e questa è un'idea che ci permette di fare prevenzione non solo nel qui e ora, oggi abbiamo fatto questa formazione, ma sempre, cioè chi ha dei dubbi, che vuole consultare, è un bene comune che mettiamo a disposizione di tutti. Grazie dottoressa. Dottor Alberto Riello, referente dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Padova, Ufficio Politica Giovanile. Buongiorno a tutti, buon pomeriggio. Allora io porto i saluti del dottor Natale, dirigente dell'Ufficio Scolastico di Padova e Rovigo, e anche i suoi ringraziamenti, a cui unisco i miei, che ha avuto la fortuna di seguire questa settimana, non tutto, ma insomma buona parte degli incontri e dei relatori. E vi ringrazio veramente perché sono tutti stati incontri, per quanto mi riguarda, straordinari.
Noi come scuola è da anni che collaboriamo con l'ULSEI e proponiamo corsi di formazione rivolti ai docenti, perché è da anni che ci rendiamo conto come scuola che questo è un problema gravissimo, è un problema che, come abbiamo anche sentito durante la settimana, la dipendenza ai videogiochi è fortemente intrecciata, soprattutto negli ultimi anni, con il gioco d'azzardo. Quindi non voglio ripetere le cose che sono già state dette. Quello che mi sento di dire, di esprimere, che mi porto a casa sono due cose. La prima è il lavoro di prevenzione. Il lavoro di prevenzione è fondamentale fin dalla primissima età. E la seconda, il corpo del bambino, dello studente, che deve essere ripreso in considerazione, parlo da insegnante, nella scuola. Quindi anche rivedere, ripensare alla didattica. Dico questo e penso che noi come corpo docente dobbiamo veramente, dopo questa settimana siamo stati un po' messi in crisi, in discussione, nel senso che dobbiamo veramente metterci in gioco, metterci in discussione, quindi pensare molto alla relazione che abbiamo con i nostri studenti, pensare allo spazio aula come luogo di didattica che deve essere anche ripensato. Non si può immaginare dei bambini che dai 6 ai 13-14 anni sono incatenati o in carcere, come diceva la Montessori, seduti sul banco, sedia e banco, ma una didattica sicuramente più agita. Dico questo perché si deve creare un ambiente più sereno, lavorare molto sul benessere. Quindi sono sicuramente interessanti gli incontri che le scuole autonomamente propongono con gli esperti, ma non sono sufficienti. Bisogna assolutamente creare delle situazioni di benessere, che forse le possibili, che possono veramente ritenersi di prevenzione, dove gli studenti con il loro corpo possono agire e possono avere degli spazi di azione. Poi un'altra cosa appunto che ci mette in crisi dopo queste relazioni, o ci mette in gioco, è la figura dell'adulto. È stato praticamente sottolineato da tutti i relatori la fragilità del mondo dell'adulto, e nel mondo dell'adulto ci sono le figure significative come quella dei docenti, ed è vero che viviamo questa crisi come docenti perché il mondo è cambiato, perché anche il ruolo sociale del docente negli ultimi anni è stato, permettetemi di dire, ma è stato svalutato, non solo dal punto di vista economico, ma dal punto di vista proprio del valore sociale, educativo, perché in qualche modo il patto educativo tra famiglia e scuola è diventato più fragile. Molto spesso noi della scuola abbiamo a che fare con le famiglie, con i genitori che più che genitori alle volte sembrano i sindacalisti dei loro figli, e probabilmente anche noi insegnanti non riusciamo ad ascoltare in maniera attenta i genitori, come probabilmente dobbiamo imparare ad ascoltare, come tutta la settimana è stato ripetuto con modalità diverse, i nostri studenti, i nostri bambini, i nostri allievi. Quindi concludo dicendo che sicuramente il lavoro che c'è da fare e che la scuola dovrà fare è quello di formarsi rispetto a queste problematiche, a questa dipendenza ai videogiochi e al gioco d'azzardo, che poco prima abbiamo sentito la dottoressa Camporese quanto incida a livello proprio numerico nei nostri studenti, però dobbiamo essere anche aiutati, perché guardate, come docenti non è facile formare quando esiste un mondo fuori. Pensiamo alla pubblicità rispetto ai videogiochi o rispetto al gioco d'azzardo, che è fatto molto bene, è molto attrattivo, è molto convincente, e noi in classe dobbiamo combattere con delle armi non così attrattive, che sono quelle della cultura.
fondamentali, importanti della conoscenza e della coscienza. Beh, vi ringrazio ancora per questa settimana e grazie. Grazie mille a lei, dottore. Grazie. C'è ora il turno del dottor Fabio Fuolega, direttore dei servizi sociali, unità organizzativa dipendenze, terzo settore, nuove marginalità ed inclusione sociale. Prego, dottore. Buon pomeriggio a tutti, vi porto innanzitutto i saluti del nostro direttore che è il dottor Spano della direzione servizi sociali e della dottoressa Midena che invece rappresenta l'unità organizzativa che si occupa di dipendenze. Vi darò alcuni riferimenti normativi su quello che è stato descritto anche in precedenza. Quando si parla di gioco d'azzardo e di dipendenze in generale si fa riferimento soprattutto a due articoli del DPCM 12 gennaio 2017 che appunto è l'atto normativo che riguarda i livelli essenziali di assistenza attualmente applicato, e gli articoli sono il 28 e il 35. Il 28 descrive le attività dei servizi pubblici prevalentemente, e il 35 invece descrive l'attività delle comunità terapeutiche che nel Veneto sono per la stragrande maggioranza di tipo privato, insomma gli enti gestori sono privati. Questi due articoli ci dicono anche che l'impegno sia da parte dello Stato che da parte delle regioni è massimo su questo argomento. Infatti esistono due linee di finanziamento su questo tema. La prima linea di finanziamento è una quota finalizzata all'interno del fondo indistinto cosiddetto, cioè il fondo che è dedicato ai livelli essenziali di assistenza, e questa quota prevede una somma per la Regione del Veneto di 4.115.000 euro, e oltre a questa c'è un fondo ministeriale dedicato, che è detto fondo ministeriale vincolato, che assegna alla Regione del Veneto attualmente 3.608.000 euro. Questi due fondi sostengono le azioni della Regione, ma anche delle aziende ULS appunto presenti nel nostro territorio, e sostengono in particolare due linee di azione. La prima linea di azione di tipo normativo, nel Veneto abbiamo, come in altre regioni, abbiamo una legge regionale su questo argomento, è la legge 38 del 2019, e oltre a questo abbiamo un piano operativo regionale sul gioco d'azzardo patologico, che sarebbe meglio chiamare disturbo da gioco d'azzardo applicando il DSM 5, appunto il manuale sulle patologie di questo tipo. Quindi un sostegno di tipo finanziario che si traduce poi sul territorio con una pianificazione e una programmazione da parte delle aziende ULS. Mi piace sottolineare da questo punto di vista, oltre a questa lodevole iniziativa dell'azienda ULS 6 Euganea, mi piace sottolineare la ricchezza progettuale che esiste nel Veneto. Parliamo di oltre 40 progetti dedicati a questo tema. Quindi se da un lato abbiamo le attività ordinarie svolte dai servizi pubblici, che sono sostenute, come dicevo, dalla quota finalizzata sui LEA, dall'altro abbiamo lo sviluppo di attività progettuali che consentono di affrontare in maniera innovativa tutte le problematiche che sono attinenti appunto al disturbo da gioco azzardo. Abbiamo visto in questa iniziativa il succedersi di diversi studiosi e esperti in questo campo che convergono, diciamo, su un aspetto che è quello della fragilità umana, dell'imperfezione, come ha detto un relatore la sera scorsa, e quindi un insieme di approcci anche di tipo scientifico che cercano di riconoscere innanzitutto questa fragilità e di dare una risposta che non sia
limitata al caso singolo specifico, ma che sia un approccio globale alla persona umana nel suo complesso. Quindi grazie all'azienda ULSS 6 Euganea per aver sviluppato questa iniziativa, e grazie soprattutto perché il materiale che è stato prodotto sarà sicuramente una fonte di riferimento per studiosi di questa tematica, ma anche per gli uffici regionali che appunto devono sviluppare la programmazione su questo tema. Vi ringrazio ancora per l'invito e spero che ci saranno, anzi sono sicuro che ci saranno altre iniziative di questo tipo. Grazie. Grazie a lei, dottor Fuolega. Passiamo la parola a Maria Chiara Corti, direttore dei servizi sociosanitari ULSS 6 Euganea. Prego, dottoressa. Grazie per l'invito. E oggi pomeriggio sarà ovviamente l'occasione per scambiarci i nostri pensieri e soprattutto le nostre emozioni su questi eventi che ho potuto seguire in parte in persona, in parte attraverso la rete, perché sono riuscita a collegarmi diverse volte sia dal lavoro e anche da casa. Quindi ho avuto l'occasione di vedere come questa settimana è stata una settimana importantissima anche per riuscire a raggiungere coloro che difficilmente sarebbero riusciti ad arrivare ai nostri ambulatori, ai nostri sportelli. Come sanità noi siamo purtroppo abituati ad aspettare che sia il paziente che venga a bussare, che sia la persona che porta la domanda, che arriva allo sportello. Con questi eventi siamo riusciti a rovesciare un po' il paradigma, siamo riusciti a raggiungere e vogliamo raggiungere, diamo degli strumenti non solo per raggiungere le persone, ma anche per farci raggiungere, strumenti che sono diversi dai classici strumenti che di solito la sanità utilizza. E quindi stiamo cercando di raggiungere quel 90% di cui la dottoressa Camporese ci parlava prima, di persone che hanno il problema, ma sono ancora in una fase in cui non sono riusciti a trasformare il problema in domanda e quindi a venire a chiedere aiuto. Queste persone sono persone che adesso magari hanno qualche strumento in più, riescono ad accedere con strumenti nuovi. Come avete visto, abbiamo utilizzato strumenti innovativi attraverso la rappresentazione di questi eventi. Come avete notato anche oggi, questi eventi non sono le classiche tavole rotonde, sembrano quasi una performance, un evento quasi teatrale. Abbiamo avuto la sigla, abbiamo avuto il regista, abbiamo una modalità innovativa con cui vogliamo utilizzare lo strumento video, che è un po' anche lo strumento del nemico. Abbiamo sentito in questa settimana come la dipendenza sia anche una dipendenza da videogioco, non sia solo dipendenza da classiche slot machines, che sono comunque la dipendenza più frequente che noi incontriamo e di cui ci facciamo ovviamente carico. Quindi va veramente dato merito a chi ha organizzato, a chi ha pensato. Oggi ho visto che anche qui è arrivato il dottor Zecchinato, anche lui ha contribuito negli anni passati fino al 31 dicembre di quest'anno a dare forza e energia a questa progettualità, e di questo vorrei ringraziarlo. Infine un ultimo riferimento personale. Il ruolo nostro non è solo un ruolo terapeutico, ma anche un ruolo educativo. L'ha detto anche il professor Riello, che gli educatori hanno un ruolo importantissimo, e uno dei motivi per cui noi facciamo questo lavoro è anche per dare l'esempio. Io sono stata proprio oggetto di un'attività educativa da parte di un mio capo, che nel classico modo in cui si dice in America, lead by example, insegnami attraverso l'esempio. Che cosa ha fatto? Mi sono trovata negli Stati Uniti con lui e eravamo ad Atlantic City, e mi ha portato dentro, lui è americano, lui mi ha portato dentro una di questi bellissimi alberghi, li avrete visti, queste sale dove ci sono centinaia di slot machines. Questa però era negli anni 90, non esistevano le slot machines da noi, e centinaia di slot machines in questa sala enorme, senza finestre, senza orologi, con luce artificiale,
dove ogni 4-5 minuti si sentiva il rumore delle monete che crollavano dentro la vaschetta metallica, quindi riempivano le orecchie dei giocatori che erano lì davanti, ovviamente di speranza, di emozioni, di senso, di proprio esperienza sensoriale, che è l'esperienza del rumore dei soldi che ti arriva addosso. E che mi ha detto: guarda, ricordati che the jackpot always wins, cioè il jackpot vince sempre, tu perdi sempre, tu devi invece agire al contrario, tu devi mettere il tuo budget, dici quanti soldi vuoi giocare, io ho messo $5. Bene, $5, ed era interessantissimo vedere che c'erano delle signorine che giravano con dei carrellini, con le ruote, e ti venivano a cambiare le monete di carta, ovviamente, te le venivano a cambiare davanti alla slot machine in modo tale che tu non smettessi di giocare, tanto era efficiente il sistema. In questi alberghi il cibo costava pochissimo, le stanze costavano pochissimo, perché il loro guadagno ovviamente era nelle slot machines. E alla fine lui mi ha detto: tu stabilisci questi soldi e, se vuoi una regola, ti ritiri dal gioco quando li hai ripresi o quando magari ne hai presi un po' di più. Non pensare di poterti arricchire, di poter comunque vincere, perché vince sempre il jackpot. Quindi ho giocato questi $5, li ho giocati, alla fine sono arrivata a $50, e dopodiché lui mi ha detto: devi essere in grado, devi controllare assolutamente e smettere quando hai recuperato i tuoi soldi o hai guadagnato qualcosa, punto. Quindi alla fine ho smesso, mi sono portata a casa $50, lui mi ha detto: come vedi, jackpot not always wins, però io ho imparato la lezione. Una persona che mi ha portato, mi ha fatto vedere che cos'era il gambling, ho imparato la parola gambling, che non l'avevo mai sentita in inglese, e in italiano non ce l'abbiamo neanche la parola gambling. Noi diciamo gioco d'azzardo patologico, no? Loro invece hanno già la parola pronta, gambling. E da questo mi sono portata a casa la lezione. Io non sono mai più andata a un casino, sì, sono andata a Las Vegas, ma non ho giocato. Non sono mai andata in un casino, non ho mai avuto più la voglia di giocare, perché sapevo razionalmente, anche se capisco che molto spesso la decisione è emotiva, sapevo razionalmente che non avrei mai avuto chance di vincere, che quindi mi sono portata a casa quei $45 e questa volta il jackpot non ha vinto. Grazie. Grazie dottoressa Corti. La parola al dottor Salvatore Lobello, direttore dell'unità operativa complessa SER Padova e Pieve di Sacco dell'UR6 Euganea. Grazie davvero, grazie, perché è un momento veramente emozionante per me, nella funzione che rivesto, di poter essere qui con voi per parlarvi di quello che ci portiamo a casa da questa esperienza di questa settimana. Io mi sto portando a casa un bel po' di progetti, un bel po' di idee, perché questo percorso è stato un percorso che ci ha fatto capire, ripeto quello che ha appena detto la dottoressa Corti, per me è stata una cosa cominciata molti anni fa, l'idea che bisognava uscire dai propri ambulatori e cercare invece di andare verso le persone prima che le persone avessero bisogno di arrivare in ambulatorio. Ebbene, io credo che il nostro lavoro in una unità operativa come quella del SER di Padova, che è un'unità operativa estremamente complessa perché è estremamente grande, ci pone tutta una serie di possibilità, di idee, oltre che una serie di problemi. Oggi come oggi noi possiamo declinare dei numeri impressionanti, abbiamo un numero di pazienti estremamente alto in tutte le dipendenze, sia tossicodipendenze, alcol dipendenze, gioco d'azzardo patologico, ambulatorio tabagismo. I nostri pazienti sono circa 2500, ma non è questo il punto centrale. Il punto centrale è che la nostra attività si è gradualmente, sta sviluppando sempre di più questa idea di spostamento da un'idea di trattamento, quindi di intervento terapeutico, che ovviamente ha comunque un valore centrale, ma verso invece un lavoro di intervento preventivo.
Io sono estremamente grato alla nostra equipe prevenzione, perché è un'equipe giovane, perché è un'equipe molto molto motivata, è un'equipe determinata, che ha la capacità anche di proporre progetti, idee, che vengono portati avanti con grande passione. E l'idea di raggiungere, per esempio, prima ho sentito parlare delle scuole. Uno dei nostri progetti più importanti è quello di arrivare in maniera istituzionale nelle scuole, in maniera da avere un contatto continuativo con la scuola, in maniera da ideare e continuare ad avere rapporti forti con i docenti, con le famiglie, con i ragazzi. Credo che sia questo il modo più importante, il modo vincente per potersi porre in un'ottica di arrivo prima dell'impatto del problema e della patologia. Mi viene da pensare il gioco, quante volte viene considerato un innocente passatempo, così come io penso alla cosa di cui mi occupo di più, cioè all'alcol, che è presente in tutte le situazioni in cui noi viviamo la quotidianità. Eppure dietro si cela il rischio. Allora la formazione, l'informazione, la capacità di arrivare prima, di arrivare quando le persone devono capire che esiste un problema dietro l'apparenza della piacevolezza, credo che sia estremamente importante. Quindi il mio augurio è che nel futuro il nostro CERT, come tutte le figure e gli attori che si occupano di problemi di questo tipo, possano essere sempre più propositivi nel raggiungere il problema prima che sia un problema, per avere meno pazienti da trattare e invece più progetti da costruire e da portare avanti. Vi ringrazio. Grazie dottore. Lasciamo la parola a Don Luca Facco, vicario episcopale per i rapporti con le istituzioni del territorio della diocesi di Padova. Buonasera a tutte e a tutti. Io sono sicuramente il più inesperto qui dentro rispetto a tutti quelli che mi hanno preceduto. Condivido proprio la mia piccolissima esperienza di prete dentro le comunità cristiane, insomma dentro il territorio. Sono stato cappellano alla Guizza, quartiere sud di Padova, poi ho fatto il prete nella Caritas diocesana, adesso sono anche presidente delle cucine economiche popolari. Porto tre proprio piccole esperienze per mettere al centro il tema della comunità. Credo che anche la fotografia di oggi dica quanto è importante essere e diventare comunità nell'affrontare questo tema, ma tutti i temi. Tre piccole esperienze. Le persone senza dimora. Noi siamo abituati per tradizione ad avere servizi a step per accogliere le persone senza dimora. Prima in strada, se è bravo e si comporta bene e non fa uso di sostanze, prima accoglienza, se si comporta bene, seconda accoglienza, se è bravissimo, appartamenti di sgancio. La maggior parte di questi percorsi non funzionano, le persone escono prima e falliamo e durano molti anni e costano molti soldi. Da alcuni anni stiamo portando avanti, proprio sperimentando, invece l'esperienza che si chiama Housing First, che significa prima di tutto la casa, anche se uno fa ancora uso di sostanze, anche se uno ha ancora problemi, gli si dà subito la casa. Si dà la casa e la chiave è il ruolo educativo, per cui l'educatore lavora con la persona per ritornare a imparare ad abitare la casa, per cui i piccoli servizi quotidiani, ma soprattutto l'educatore lavora con i vicini di casa e lavora con la comunità, cioè va a presentare questa realtà, questa persona a tutti i vicini, anche all'edicolante, al tabaccaio, al panificatore, al commercialista, tutti quelli che gli abitano attorno. Questo perché? Perché è importante che ci sia una comunità che sia attenta a questa persona. Esempio concreto, uno dei nostri ospiti
con cui c'era un dialogo, accolto in uno degli appartamenti della Caritas. A un certo punto ho iniziato a andare a usare le macchinette in una tabaccheria. L'educatore ha fatto il giro, è andato a sentire questo tabaccaio, il tabaccaio gli ha detto: guarda che Tizio viene qui ed è sempre legato alla macchinetta. Ecco, un esempio di che cosa significa comunità, cioè una comunità che vede, è attenta, dice, comunica. L'educatore ha potuto prendere questa informazione ed affrontarla con l'ospite. Un esempio concreto di quanto è importante lavorare con la comunità e dentro la comunità, perché è difficilissimo intercettare, perché le persone nascondono e si nascondono bene il problema. Non lo diranno mai. Se non c'è qualche sentinella che lo segnala, difficilmente lo si affronta. Un altro esempio, sempre sul valore della comunità. Ho fatto il cappellano alla Guizza, c'era alcuni anni fa, abbiamo dovuto affrontare il tema delle baby gang. Una situazione veramente difficile, hanno messo in crisi proprio l'intero quartiere, l'intero anche oratorio, patronato, ci eravamo divisi perché una parte dei parrocchiani diceva le mele marce devono essere buttate fuori, questi ragazzi dobbiamo allontanarli, insomma una bella polemica e divisione sia nel quartiere e dentro, lì abbiamo fatto, e dentro anche la parrocchia. Lì abbiamo fatto un percorso formativo, ragazzi difficili o educatori in difficoltà? Sono i ragazzi che sono difficili o siamo noi che siamo in difficoltà a rapportarci con loro? Per cui lì ci si è rimessi in gioco come adulti, come è stato detto prima, quanto noi adulti siamo significativi e abitiamo il territorio, abitiamo gli spazi. Perché i ragazzi ne combinano, perché trovano il deserto, il nulla, non hanno adulti significativi con cui relazionarsi. Abbiamo fatto questo percorso e poi grazie al Comune di Padova abbiamo costruito un tavolo che è stato chiamato Bricola, un tavolo con tutti gli enti educativi del quartiere, per cui parrocchie, scuole, società sportive, assistenti sociali, la polizia di quartiere, tutte le associazioni che in qualche modo avevano a che fare con gli adolescenti. E abbiamo intrapreso tante iniziative. Intanto ci siamo accordati, ci siamo conosciuti perché all'interno dello stesso quartiere, isole, mondi, ci sono i muri con i migranti, i muri a volte ci sono anche tra di noi, dentro gli stessi quartieri, dentro lo stesso comune ci sono muri, dentro le stesse istituzioni, anche dentro la stessa istituzione ci sono muri, perché i muri sono prima di tutto dentro le nostre teste, prima che fuori. Insomma, mettendoci insieme con la forza proprio dell'energia, della comunità, del condividere, dello stare assieme, si è intrapreso ad esempio un percorso di andare a fare conoscenza dei baristi. Siamo andati a conoscere tutti i baristi della Guizza e a conoscerli, farci raccontare che esperienza avevano dell'uso di alcol dei minori nei bar e portare il volantino dell'Istituto Superiore della Salute sul tema dell'alcol, proprio per sensibilizzare i baristi. Baristi, tabaccai, sono figure importanti da costruire un'alleanza per affrontare questo tema qui. E infine l'ultimo esempio, proprio per il tema dell'uscire, abbiamo alla Guizza in parrocchia aperto, grazie a proprio a un medico del SERD, aperto un club proprio per alcolisti anonimi. L'ha portato fuori dagli spazi tradizionali e l'ha portato in parrocchia, in un ambiente neutro. E molte persone si sono avvicinate proprio perché non era più nel SERD, dove è un po', tra virgolette, esagero, ghettizzato ed è un po' difficile andare al SERD perché vuol dire dimostrare che è già un passo più avanti, ma il fatto di farlo in parrocchia, in un luogo neutro, ha permesso a molte persone di avvicinarsi senza aver paura di essere etichettate.
Cioè poter riconoscere sono anch'io in difficoltà, ma senza essere, tra virgolette, etichettato. E questo è un segno di un servizio che esce e si mette a disposizione nel territorio. E molti medici hanno iniziato adesso, di base, a mandare le persone giovani soprattutto a questo club che è realizzato in parrocchia, per dire proprio l'importanza e il valore della comunità per affrontare questo e tutti i temi sfidanti, perché da soli non ce la faremo mai, ma insieme c'è più energia e possibilità per affrontare anche questi temi più difficili e spinosi e difficili a volte da vedere e riconoscere. Per cui buon cammino a tutti noi. Grazie Don Luca Facco e lasciamo la parola al dottor Vito Sava, che è il direttore del Dipartimento Dipendenze Facente Funzione e direttore dell'Unità Operativa Complessa Alta e Bassa Padovana UL6 Euganea. Grazie, buonasera a tutte e a tutti. Il vantaggio di essere ultimo, potrei dire che è stato detto quasi tutto, se non tutto, e tirare una riga. Riprendo 2 o 3 cose anche perché mi giustifico della mia assenza di ieri sera e stamattina per preparare le cose che ho pensato. Il Dipartimento delle Dipendenze si occupa della prevenzione, della cura, del trattamento e della riabilitazione. Penso che questi aspetti, più che in una progressione, dobbiamo pensarla in una sorta di circolarità, e questo credo che sia stato anche detto, accennato, mi pare utile ribadirlo. Non c'è una cosa che viene prima che viene dopo, molto spesso vanno riprese, riconsiderate anche nelle osservazioni che faceva Don Luca, ma anche la dottoressa Corti. Mi piace riprendere la parola del prendersi cura, che riguarda ciascuna di queste aree. E quando ci prendiamo cura dei pazienti, credo che c'è bisogno, e uso la parola pazienti perché si usa spesso utenti, clienti, pazienti, ha a che fare intanto perché hanno tanta pazienza, perché ce ne occupiamo noi, perché ha a che fare con persone di cui ci prendiamo in carico e che richiedono anche la possibilità che loro facciano un'esperienza e che anche noi facciamo un'esperienza e ci prendiamo carico e ci prendiamo cura quando questa esperienza è un'esperienza reciproca e che non è quella di un laboratorio dove ci siamo noi da una parte e gli altri dall'altra. E per questo è necessario un lungo addestramento da parte nostra. E ho pensato un po' anche a questa settimana come una sorta di occasione intensiva per condividere, per dialogare, ormai anche con delle forme diverse, con degli stili diversi, ma che davvero abbiamo imparato ad ascoltarci, ad ascoltare. E questo mi pareva un aspetto, ma di che cosa ci prendiamo cura? E questa è l'altra domanda che mi facevo. Ci prendiamo cura spessissimo, e questo volevo riprendere questa cosa, che spessissimo ci prendiamo cura della fatica e della specificità, della popolarità e della insostituibilità dell'essere dei veri genitori con i figli. E spesso c'è una delega precoce, troppo protratta delle funzioni di accudimento, pensate nel corso della giornata, nel corso della settimana, dei mesi, con l'esito che i bambini, e parto dai bambini piccoli, sono troppo soli di giorno, fino a forme di vera e propria crescita per procura, per delega, con un vuoto di intimità. E poi c'è una sera e una notte dove rimangono troppo aggrappati, con confini indifferenziati e sfumati, dove c'è una sorta di fusionalità sensoriale. E mi immagino spesso come questi mezzi tecnologici, cellulari, gli strumenti ormai così avanzati, possono sostituire questa fusionalità sensoriale, come diventa un tutt'uno, l'oggetto e il corpo, tutt'uno, come non c'è nessuna differenza.
dove invece ogni passaggio evolutivo richiede un distacco da un oggetto materiale, fantasmatico, o una situazione, perché questo permette di pensare, permette di crescere. Questo succede man mano che si cresce, succede man mano che si diventa più adulti, man mano che si diventa adolescenti, perché permette di perdere quest'idea fantastica che si può far tutto, che si può diventare, che si può superare tutto, che si può fare da soli, e che ha alla base, credo, di quei meccanismi che hanno a che fare con le dipendenze e poi delle dipendenze patologiche. E come può fare il nostro bambino piccolo, che poi ci ritroviamo spesso nei nostri ambulatori, piccoli, che facilmente si offendono, facilmente sono permalosi, tra virgolette, ad accettare di diventare grande senza essere a tutti i costi il più grande, senza essere il supereroe. Ecco, come potrà cedere i propri limiti a una realtà, alla società, alle regole della società, come può riconoscere i confini tra sé e l'altro. Credo che questi sono dei compiti con cui noi continuamente ci troviamo di fronte ai nostri pazienti, di fronte ai genitori, ai familiari dei nostri pazienti, e continuamente dobbiamo affrontare di volta in volta, con grande fatica e grande delicatezza. Ecco, questo mi pare un aspetto fondamentale e l'aspetto più profondo del nostro lavoro, di tutti gli operatori che lavorano nei nostri servizi. E lo facciamo con gli adolescenti, ma credo che ha a che fare con quella primissima fase dove il mondo della mente e il mondo del corpo sono ancora completamente indifferenziati. E c'è un bellissimo libro che è uscito l'anno scorso, che si chiama Ascoltare con tutti i sensi. È scritto da tre donne, tre psicanaliste, che dicono quanto, vediamo se trovo bene la citazione, dicono quanto sia importante nel momento in cui ci si pone in ascolto nel momento in cui ci si pone in ascolto, quando sia importante il mormorio delle cose, e che fa da continuo sfondo alla nostra percezione incarnata e affettiva, che ci permette di costruire i significati possibili dell'esistenza. E questo permette poi nei rapporti con gli altri di transitare nelle esperienze più piccole e più primitive. Noi ci mettiamo in contatto spesso con pazienti molto frammentati, destrutturati, incapaci di chiedere con le parole giuste, di chiedere con le modalità giuste, con gli strumenti giusti, ecco, e incapaci di ascoltare questo mormorio. Spessissimo anche noi siamo in difficoltà a trovare le parole giuste. E la cura dell'altro, e spesso gli altri sono i gruppi, sono le istituzioni da curare, richiede un grande sacrificio, una grande pazienza, un'attesa continua, richiede il tempo per cogliere il fondo di questa sensorialità primitiva. I bambini si toccano, si accudiscono, si accarezzano, si parla lentamente. Pensate come questo ritmo è stato molto perso. Ho l'impressione che la patologia di dipendenza sia in prima istanza una patologia di un corpo incarnato che cerca ascolto, il cui però lessico, le cui parole è un lessico preverbale, prima delle parole, molto corporeo, presimbolico, di altri sensi che non sono quelli del linguaggio, sono quelli dell'odore, sono quelli del tatto, che purtroppo spesso i nostri pazienti agiscono perché fanno delle cose, non sanno parlare, che però richiede molto affiancamento, molta vicinanza, molto contatto sensoriale. Spesso viene confuso con le azioni. Spesso noi siamo preoccupati di fare molte cose al posto dell'altro, e quando facciamo molte cose al posto dell'altro, questo fare viene rifiutato perché viene sentito come invasivo ed estraneo. Credo che questa settimana ci ha permesso invece di ascoltarci, di condividere
per poter creare un linguaggio che finalmente sia nuovo e ascoltabile da tutti. Grazie. Grazie dottore. Grazie a tutti i nostri relatori per questo bilancio, che però vuole essere anche un rilancio, perché abbiamo parlato di come continuare a dare voce a questi aspetti che sono stati trattati durante questa settimana. Prima di passare la parola ad alcune persone che sono presenti in sala per un saluto istituzionale, vorremmo leggervi alcuni commenti che ci sono arrivati come sempre dal pubblico che ci segue da tutta Italia, che è molto partecipe e interagisce con noi attraverso i canali social. Abbiamo Clara che ci dice: è bellissimo vedere diverse istituzioni, regione, comune, ULSS, scuola, diocesi, che dialogano insieme e gettano le basi per progetti comuni di prevenzione. E un'altra persona, invece, Lorella, da Riese Pio X, scrive: grazie per questa settimana densa di appuntamenti di grande spessore, ne farò tesoro e li userò anche nella mia professione di insegnante. Quindi siamo particolarmente contenti di essere riusciti a raggiungere un pubblico di educatori. E infine Gloria da Vercelli che ci ha scritto: spero ci siano presto altre occasioni come questa, soprattutto accessibili gratuitamente e da ogni parte d'Italia. Bene, ora approfittiamo della loro presenza per invitare qui alcune personalità. Abbiamo per un saluto istituzionale la dottoressa Giorgia Bedin, Presidente della Conferenza dei Sindaci. La invito a raggiungerci qui vicino. Grazie dottoressa per essere con noi e per il suo saluto. È acceso. Prego. Salve, buongiorno a tutti e grazie per questa occasione di essere qui con voi oggi a trattare di una tematica che non è semplice ed è anche molto molto delicata, quindi se mi permettete io mi sono presa 2 appuntini, quindi consentitemi perché sono cose abbastanza, ecco. Allora, innanzitutto porgo il mio saluto e il saluto della Conferenza dei Sindaci dell'ULSS Euganea che rappresento come Presidente. Ringrazio appunto tutte le istituzioni che oggi sono intervenute e le ringrazio perché è importante, come si diceva anche prima, no? Come diceva il messaggio dell'ascoltatrice, che le istituzioni si confrontino su questo tema per crescere insieme e attuare tutto quello che è necessario per combattere questa che è una piaga sociale ormai, una patologia vera e propria, ormai finalmente posso dire riconosciuta. Perché dico finalmente riconosciuta? Perché se finalmente la riconosciamo possiamo anche curarla. E possiamo sempre migliorare attraverso incontri come quelli che sono stati fatti in questa settimana per condividere insieme, accrescere le nostre conoscenze, accrescere le nostre competenze e creare quella rete di cui parlava anche la dottoressa Corti prima, una rete che ci permetta di aiutare tutte quelle persone che hanno purtroppo inciampato in questa patologia. E ci permette anche di aiutare i giovani, perché abbiamo visto un coinvolgimento anche appunto delle istituzioni scolastiche e sono fondamentali perché i nostri giovani sono il nostro futuro e non possiamo permettere di restare fermi lasciando che anche purtroppo con questo tipo di dipendenze brucino il loro futuro, perché vuol dire bruciare il futuro di un'intera generazione e dell'intera umanità, perché contiamo su di loro e contiamo che possano essere migliori di noi. Quindi dobbiamo aiutarli, la nostra responsabilità è anche questa. Il gioco d'azzardo, purtroppo abbiamo sentito i numeri, anche nella nostra ULSS, è una patologia molto importante, una dipendenza che può colpire in tutte le fasce di età, che non distingue né ceti sociali, né professioni, né nessun tipo di differenza tra maschi, femmine, non conosce veramente distinzioni e quindi purtroppo tutti potremmo cadere in questa situazione che crea problemi non solo economici ma anche di salute, perché crea ansia, depressione. Il gioco dovrebbe essere qualcosa di positivo, non mi ricordo chi l'ha detto prima, qualcosa che ci consente di stare insieme in allegria. Certe volte il gioco non è questo e ci porta a creare a noi stessi dei problemi e creandoli a noi stessi li creiamo anche a livello della società, ovviamente. Diceva bene il vicario, bisogna essere comunità e l'essere comunità vuol dire anche segnalare le problematiche di qualcuno per riuscire a risolverle insieme. Purtroppo non sempre è facile, non sempre si riesce, però sicuramente dobbiamo lavorare in questa direzione, come ha detto bene lei, per riuscire ad evitare che queste situazioni si ripetano e per prevenirle. Dobbiamo saper cogliere i primi segnali da cui
può emergere una problematica di questo genere e dobbiamo farlo insieme come comunità. Noi come sindaci, io parlo per la mia comunità di Monselice, sicuramente non smettiamo di sensibilizzare su questo tema e non smetteremo mai. Da un'altra parte purtroppo un aspetto forse a livello sanitario non molto condivisibile, però purtroppo esiste anche la repressione e il controllo di questi esercizi che per carità sono anche, se vogliamo, non apro polemiche, però legittimati insomma dai monopoli di Stato, quindi però il gioco a un certo punto può diventare veramente la causa di una grave malattia, di un grave disagio sociale. Quindi quello che noi abbiamo adottato per esempio come comune è un regolamento piuttosto restrittivo che va a individuare quelli che sono i luoghi sensibili, le scuole, le chiese, le piazze, i luoghi dove ci sono anche minori, e abbiamo vincolato, diciamo, l'esistenza di questi luoghi a una determinata distanza minima appunto dalle sale slot o da esercizi commerciali che appunto abbiano questo tipo di attrezzature al loro interno. E abbiamo anche previsto degli orari di funzionamento e di non funzionamento ovviamente di queste apparecchiature e li abbiamo individuati in quelli che sono stati indicati dagli esperti come gli orari di maggior sensibilità per questo tipo di soggetti. E dall'altra parte abbiamo anche attivato ovviamente dei controlli grazie a una collaborazione, a un'omologazione diciamo così dell'Agenzia delle Dogane e di un sistema di controllo da remoto, e devo dire che nell'ultimo periodo abbiamo sanzionato alcuni locali che appunto non rispettavano gli orari. Crediamo che anche questa sia una delle strade che possiamo percorrere, però quello che vorrei, oltre a raccontarvi quello che abbiamo fatto, vorrei darvi anche uno spunto magari che potrebbe essere utile per tutti noi. Sarebbe bello che le istituzioni che in questi giorni si sono confrontate su questo tema si potessero ritrovare anche magari in maniera permanente istituendo un osservatorio, una sorta di osservatorio per continuare questo percorso. E ovviamente mi auguro insomma che ci sia un'altra edizione di questa bellissima iniziativa Cambio Gioco, perché è davvero molto importante e molto interessante. Quindi vi ringrazio tutti e buon lavoro. Grazie mille. Grazie a Giorgia Bedin e abbiamo ora la dottoressa Marta Ghisi, professoressa con delega ai master e ai corsi di perfezionamento e formazione permanente, docente in psicologia, Università degli Studi di Padova. Benvenuta dottoressa, grazie. Buon pomeriggio a tutte e a tutti. Allora io porto appunto i saluti della magnifica rettrice, la professoressa Daniela Mapelli, che purtroppo è dispiaciuta non può essere presente oggi, ma per via di impegni istituzionali in contemporanea non è potuta essere qui. È molto felice, io mi unisco a questa felicità, al plauso che fa per iniziative di questo genere, vista l'utilità che hanno e visto anche quanto anche il nostro Ateneo tiene alla salute non solo della propria comunità accademica, ma della comunità, della cittadinanza tutta, e questo lo fa anche attraverso una serie di servizi, un centro di Ateneo in particolare che abbiamo, che si occupa proprio del benessere, della salute mentale, dicevo, degli studentesse, degli studenti, del personale tecnico-amministrativo, dei docenti, quindi del corpo docente, ma anche della cittadinanza. E ho notato con piacere il sottolineare come iniziative come quella che è durata tutta la settimana abbiano previsto una parte, abbiano dedicato importanza alla divulgazione, ma è stato messo in luce anche l'importanza della ricerca e mi preme sottolineare come effettivamente la ricerca sia assolutamente importante e fondamentale, sia nell'individuare quegli elementi che possono essere dei fattori di rischio e quindi ai quali poi è bene prestare molta attenzione in termini di poi interventi che vengono fatti con i giocatori, ma anche perché è fondamentale valutare l'efficacia dei trattamenti e degli interventi in modo da essere certi di poter erogare le tecniche e gli interventi non solo più efficaci, ma direi anche più efficienti e quindi tutto quello che ruota intorno alla componente che viene chiamata evidence-based. Ma mi preme anche sottolineare come la ricerca ci dica che vanno benissimo i protocolli standardizzati, ma non debba mai mancare anche la componente di personalizzare l'intervento alla luce di quello specifico, quella specifica giocatrice o giocatore, perché poi c'è tutto l'elemento dell'individualità, così come la ricerca ad esempio ci dice che sono diversi
i motivi e le motivazioni che portano per esempio un casino gamblers a giocare rispetto a uno slot machine gamblers. Quindi mentre per esempio nel primo caso sappiamo che è più legato a una ricerca di emozioni forti, di elevati livelli di attivazione, nel caso invece dello slot machine gambler sappiamo che lo fa invece per ridurre o gestire emozioni dal tono, dalla valenza negativa. Quindi sapendo questo sappiamo che dobbiamo intervenire anche in maniera differente. Quindi sono ottimi i protocolli standardizzati, ma la ricerca ci dice che dobbiamo poi intervenire anche con la personalizzazione, così come la ricerca ci dice che la divulgazione, informare le persone del rischio, della pericolosità è indispensabile, ma spesso non è sufficiente, perché è importante trasmettere anche il messaggio che gli interventi sono efficaci e soprattutto sono poi alla portata di chi ha il problema, cioè la persona deve capire nei messaggi che può essere in grado di risolvere il problema, altrimenti il rischio è di generare solo paura, e a volte la paura porta a mettere la testa sotto la sabbia e far finta che il problema non ci sia. Quindi la ricerca è fondamentale. E ho visto con piacere che c'è il patrocinio di due atenei importanti come la Sapienza e come l'Università di Parma, e con altrettanto piacere come si può dire, dico della disponibilità del nostro ateneo che abbiamo in casa a Padova, un ateneo glorioso che quest'anno ha festeggiato gli 800 anni di storia, che è molto disponibile a mettersi in gioco con voi, a fare squadra insieme per vincere una partita importante come questa. Grazie a tutti. Grazie a lei, professoressa. Abbiamo ora con noi la dottoressa Elisabetta Formentin, consigliere dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Padova. Benvenuta, dottoressa. Salve a tutti, io porto qui gli auguri e i saluti di tutto il Consiglio direttivo, in particolare del Presidente, il dottor Crisarà, come consigliera dell'Ordine dei Medici. Più alto. Ho sentito parlare appunto di gioco d'azzardo, nella sua declinazione cosiddetta positiva dovrebbe essere un'attività di ricreazione e di socializzazione. Qui non parliamo del gioco d'azzardo, e non avete parlato del gioco d'azzardo come attività di socializzazione recreativa. Purtroppo qui si parla di disturbo da gioco d'azzardo, e questa è una patologia ormai riconosciuta dal DSM-5 e estremamente i dati e i numeri che vengono dati sono purtroppo da un certo punto di vista anche agghiaccianti. Indubbiamente, forse perché faccio la pediatra, quello di cui mi preoccupo di più è l'aumento della popolazione giovanile che tramite i dispositivi elettronici accede a questo tipo di dipendenza, e questo mi fa pensare a quanto ancora si deve lavorare per far capire ai genitori che una buona educazione passa anche attraverso un modo di insegnare e di giocare attraverso i figli, che faccia capire che il gioco deve essere gioia, e questo lo diceva addirittura Aristotele, piacere, e questo lo diceva anche Kant, e come il gioco nel bambino sia effettivamente l'attività ludica è per essere veramente sana, deve essere libera e conoscere il lato di irrealtà che ha il gioco, cioè nel senso che il gioco deve essere una irrealtà magica per il bambino. Già da questo riusciremo a fare molto. Certamente quello che assicura l'Ordine dei Medici è di essere estremamente vicino a tutte le istituzioni e a tutti gli enti o tutte le associazioni che abbiano l'interesse e la voglia di affrontare problematiche così difficili che qualcuno ha definito piaghe del nostro tempo. A me, per concludere molto velocemente, mi piace fare un augurio, e faccio mie le parole non di me, ma di un grande autore
della letteratura mondiale, che è Dostoevskij, che nel giocatore, che fa dire al protagonista, che a un certo momento cerca di, come si può dire, di promettere qualcosa alla sua compagna, dice domani sarà tutto finito. Ed è questo l'augurio che faccio a tutti voi e a tutti quelli che dovranno passare attraverso questo gioco, che è il riconoscimento e il superamento della dipendenza da gioco. Grazie mille, dottoressa. Do ora la parola al dottor Luigi Vitetti, viceprefetto di Padova. Benvenuto. Buonasera a tutti. Io sono il viceprefetto vicario della prefettura di Padova. Sono qui in sostituzione del signor prefetto, il dottor Raffaele Grassi, che mi onoro di rappresentare e che purtroppo è stato impossibilitato a presenziare a questo splendido, a questa splendida iniziativa. Che dire, innanzitutto i complimenti davvero di cuore per un'iniziativa importantissima e che appunto iniziative che a Padova non mancano mai di questo tipo. Padova è sempre avanti in tutto, insomma, in tantissimi ambiti e quindi soprattutto in quelli, negli aspetti medici, negli aspetti appunto che riguardano dipendenze o situazioni insomma patologiche. Certamente la prefettura non vede come suo campo di azione principale il contrasto al gioco, alle dipendenze, ma la prefettura, io ci lavoro da 29 anni e non ho ancora, probabilmente c'è qualche nostra competenza che non conosco e che scopro ancora oggi, perché la prefettura è schierata a 360 gradi, il funzionario prefettizio è un funzionario generalista che deve affrontare tutti i problemi e deve sapere di tutto. Ecco, quindi il contributo della prefettura è presente in qualunque ambito. Questo problema è un problema che in realtà esiste da molto tempo, ma di cui probabilmente si sta prendendo coscienza in un'epoca molto più recente. Io penso che il contrasto alla dipendenza da gioco ha probabilmente cambiato recentemente, in un passato abbastanza recente, il nome al servizio recupero tossicodipendenze, che da servizio recupero tossicodipendenze è diventato servizio recupero dipendenze, perché la dipendenza da gioco indubbiamente ha la stessa e medesima gravità della dipendenza da alcol, della dipendenza da sostanze stupefacenti o da altra dipendenza. Quindi è un problema che esiste da tanto, di cui si è preso coscienza forse in epoca relativamente recente, ma che in questo momento probabilmente è grave quanto le altre dipendenze, se non di più. Indubbiamente colpisce a 360 gradi donne, uomini, donne giovani, uomini giovani, donne anziane, uomini anziani, stranieri, italiani. Basta entrare in una tabaccheria, oggi si vedono tantissime semplici badanti di nazionalità straniera che praticamente si immagina non avere notevoli possibilità economiche e sono lì a comprare gratta e vinci a tutto spiano, a aspettare le estrazioni del lotto. Quindi è una piaga sociale trasversale che dobbiamo combattere con tutte le nostre forze e per la quale anche noi nel nostro piccolo siamo pronti a essere presenti come attività di coordinamento, come osservatorio, qualunque iniziativa possa essere utile. Quindi sono certo appunto di interpretare il pensiero del prefetto in questo modo. Quindi grazie davvero per l'iniziativa, sono stato veramente onorato di essere presente, ho appreso moltissimo e siamo pronti a dare la nostra collaborazione per tutto quello che possa servire. Grazie. Grazie a lei. Dottor Vitetti, lasciamo ora la parola al dottor Domenico Farinacci, vicario del Questore. Benvenuto.
Buonasera a tutti, sono il vicario del questore della provincia di Padova, vi porto i suoi saluti, vi porto, come dire, la vicinanza e la gratitudine della polizia, perché per esperienza quotidiana di servizio possiamo dire che, ahimè, la ludopatia spesso ha un ruolo importante anche nella criminogenesi. Di frequente dobbiamo affrontare situazioni che sono sfociate in dimensioni che hanno rilevanza penale proprio perché la scaturigine primaria è un abuso, in questo caso un abuso di gioco d'azzardo. Quindi queste iniziative sono più che meritorie, perché oltre ad avere una ricaduta importante dal punto di vista della salute della singola persona, hanno poi una ricaduta importante sull'ordine e la sicurezza pubblica, sul livello di prevenzione di reati. Quotidianamente nel nostro lavoro ci capita spesso di avere a che fare con situazioni tragiche di ludopatia, perché evidentemente si arrivano nei nostri uffici, si arrivano a contatto con i nostri operatori in strada, evidentemente siamo arrivati proprio all'ultimo stadio. E la sensazione che abbiamo come operatori di polizia che vivono sulla strada è che quando ci troviamo di fronte a una situazione del genere, quella situazione era già scritta. Quella situazione è il frutto di qualche cosa che è iniziato molto tempo prima e non poteva finire che in quel modo. Dico questo per sottolineare, almeno riavvolgere col senno di poi e riavvolgendo il video di quella situazione. Dico questo per sottolineare come dal punto di vista, di un osservatore empirico che deve garantire sicurezza, deve reprimere le condotte che costituiscono reato, diventa sempre più prioritario, sempre più importante avere attenzione alle dinamiche del singolo, perché una moltitudine di persone sono esposte a quel tipo di tentazione, a quel tipo di problema. Dovremmo capire perché alcuni soggetti, quindi più che una dimensione sociale, più che una dimensione collettiva, dal nostro punto di vista quotidiano c'è una dimensione di indagine personale, soggettiva. Qual è la debolezza che rende quella persona così sensibile a quello stimolo, a quella difficoltà? Secondo aspetto è che spesso ci accorgiamo che il nostro intervento repressivo, uso questa parola che può sembrare brutta, in realtà assume quasi sempre, direi spessissimo, una funzione che si inserisce al meglio in un percorso diagnostico e terapeutico. Ecco, l'intervento repressivo a volte è proprio quello che fa scattare quella molla e che induce ad avviare un percorso di recupero. Mi permetto di citare Sant'Agostino, che ovviamente si riferisce a modelli comportamentali ora assolutamente superati, e diceva: uno schiaffo è uno schiaffo. Se però lo schiaffo viene dato da un genitore per correggere un comportamento negativo del figlio, ovviamente faceva riferimento a modelli educativi ormai superati, è un gesto d'amore. Se viene dato invece uno schiaffo per prepotenza è, una cattiveria. Quindi la differenza non è nel gesto ma nell'intento. Ecco, questo vorrevo sottolineare, come quando come polizia interveniamo e poniamo in essere una condotta, avviamo quel meccanismo che tende a reprimere un determinato comportamento, quella repressione è un gesto di aiuto, è un'ancora di salvataggio, è un aiuto che vuole essere dato a chi in quel momento è in grande difficoltà. Buona prosecuzione e grazie per l'iniziativa. Grazie a lei. E in conclusione lasciamo la parola al dottor Paolo Fortuna, che è il direttore generale dell'ULSEI Euganea. Grazie. Saluto innanzitutto
tutti i presenti, le autorità militari, istituzionali che appunto ci sono, e anche i rappresentanti appunto del terzo settore, volontari, a parte ovviamente tutti i nostri operatori. Perché li ho citati? Perché la prima cosa che mi sono appuntato, scusate se li prendo, se leggo qualcosa, ma ho puntato adesso al volo mentre parlavate e quindi ho rifocalizzato un attimo appunto il mio intervento, perché di fatto appunto c'è una squadra. Il primo messaggio, lo ha detto anche un'ascoltatrice, questa è una patologia che se noi in qualche maniera appunto non gestiamo in squadra siamo destinati a non affrontarla, a perdere praticamente appunto questa battaglia. E questo è il primo messaggio appunto che secondo me è importante portarci a casa. Secondo messaggio, è stato un evento che è durato una settimana, pensavo anche ad altre patologie dove non ci si deve abituare, non ci si deve assuefare, non dobbiamo rassegnarci. Cioè, nell'abitudine è una cosa che succede, la ludopatia c'è, si arrangi quello che ci cade, perché appunto tutti i warning, tutti i messaggi di pericolo li abbiamo dati e di conseguenza siamo di fatto a posto. No, noi dobbiamo trovare degli strumenti che riproporli, modificarli, utilizzare anche appunto quello che i media ci permettono di fare attraverso i nuovi sistemi di comunicazione per arrivare appunto il più possibile in maniera in profondità alle persone. Terzo punto che mi sono appuntato, la ludopatia, cioè la dipendenza da gioco, di fatto è una malattia sommersa. E lo dicono i numeri, no? Perché parlare dello 0,5-3% di prevalenza, se io lo rapporto alla popolazione appunto delle Euganea, vuol dire avere 25-27 mila persone praticamente a rischio, e se penso che il SERD ne gestisce di fatto 250, significa che tutto il resto è nel territorio. Significa appunto che queste persone si trovano, per carità, con una scala di grigi di dipendenza, però si trovano praticamente in un contesto di vita molto difficoltoso, che tra l'altro lo si deve diciamo, considerare anche amplificato, perché di solito appunto sono persone appunto che lavorano, che hanno una famiglia, e quindi in realtà il loro agire ha a macchia d'olio praticamente anche un'influenza su tutte le persone che praticamente li circondano. Ecco, quindi problema appunto sommerso. Se penso a questo e se penso appunto che ho parlato di verticalizzazione di questa patologia, all'apice di una piramide abbiamo i malati veri, dall'altra parte abbiamo le persone che giocano normalmente, si divertono e non diventano dipendenti. In mezzo c'è l'occasionale, c'è quello più probabile, quello altamente probabile e poi appunto il malato vero. In questa piramide noi dobbiamo agire in fondo. Cioè, la sanità, la salute, se noi pensiamo appunto sempre a una piramide, interviene, se la pensiamo a una freccia in rosso, molto sulla punta, un po' meno man mano che andiamo sempre più giù. Perché? Perché diventa appunto un problema di tutti noi, un problema appunto sociale. E quindi da questo punto di vista, quello che noi dobbiamo cercare di fare, che dobbiamo cercare in qualche maniera di pensare, è come andare a sensibilizzare, lo diceva prima anche Don Luca, cioè come andiamo a sensibilizzare, rendere più sensibili le antenne che ci sono nel territorio, nella base di questa piramide, e che ci danno quei warning, diciamo, che ancora di premalattia o di rischio. È lì che dobbiamo appunto agire. Un mio caro amico direttore di un altro SERD mi diceva così nel confronto, parlando della tossicodipendenza: guarda Paolo, che la tossicodipendenza, cioè i tratti, cominci a vederli già alla scuola materna, perché in un contesto ovviamente familiare. Allora aspettiamo che uno abbia
lo stipendio, che abbia appunto la possibilità di giocare? Dobbiamo trovare e sforzarci veramente a trovare un sistema per intercettare questo rischio microscopico praticamente appunto nella tenera età, ed è il motivo per cui appunto dobbiamo lavorare insieme. Ecco, l'altra cosa che volevo appunto così dire è che è venuto fuori prima, agganciato a questo, l'importanza di costruire relazioni significative. Oggi ho guardato un po' di nuovo il programma, mi ha veramente inquietato, perché ti viene fuori proprio l'inno di una società liquida dispersa, dove praticamente si gioca, si usano molto i media, dove il problema, cioè la relazione di fatto si è in qualche maniera è diventata diafana. Ecco, io non vorrei, e con questo appunto concludo, ma con l'augurio appunto di trovare dei sistemi per agire sulla base della piramide, che non si arrivi ad utilizzare chat GPT per scommettere meglio. Chissà, chat GPT, l'intelligenza artificiale che appunto adesso possiamo consultare, o comunque per evitare relazioni. Però dobbiamo essere prospettici e pensare che i nostri ragazzi comunque vivono in questo sistema. E quindi dobbiamo trovare quel meccanismo di relazione senza il quale siamo una società perdente. Chiudo con un'altra battuta, scusate perché mi è venuta in mente, ma proprio per dire quanto è importante agire sulla base, su un altro tema molto diverso da questo, che è la denatalità. Guardo la dottoressa Corti perché era presente anche lei. Abbiamo parlato appunto del grosso problema della denatalità, del fatto che abbiamo la procreazione medicalmente assistita, che dobbiamo intervenire con i consultori perché ci sono appunto molte coppie che sono in difficoltà ad avere figli e quant'altro. In realtà ci stiamo rivolgendo come sanità a quelle coppie che vogliono avere il figlio. Il problema è suscitare la voglia di avere figli da parte di chi non ce l'ha, non ci sta pensando. E si parla sempre di base. È lì che dobbiamo appunto agire in maniera appunto integrata appunto insieme, perché altrimenti diventa un lavoro di attesa. Prima si parlava appunto di iniziativa, no? Di attesa che ci scappi il morto, tra virgolette. Non va bene così. Ecco, quindi è un augurio per andare avanti tutti insieme. Grazie. Grazie dottore. Grazie per aver concluso questo incontro, questa tavola rotonda dal titolo Confrontiamoci. L'obiettivo era appunto quello di mettere insieme diverse istituzioni perché si potesse avviare un dialogo a partire dai molti stimoli che abbiamo ricevuto questa settimana, ma soprattutto per progettare e continuare a lavorare in futuro per il benessere soprattutto delle nuove generazioni e la cultura della prevenzione. Ringraziamo quindi le autorità civili, religiose e militari che hanno partecipato a questo incontro, che hanno portato i loro saluti e le loro testimonianze. Ringraziamo gli ospiti istituzionali che sono venuti qui a parlare con noi. Ringraziamo tutti gli attori di questa tavola rotonda che nuovamente presento. La dottoressa Arianna Camporese, dirigente medico-psichiatra, responsabile del progetto Cambio Gioco UL6 Euganea, grazie dottoressa. Il dottor Alberto Riello, referente dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Padova e dell'Ufficio Politiche Giovanili. Il dottor Fabio Fuolega, direzione Servizi Sociali, Unità Organizzativa Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale. La dottoressa Maria Chiara Corti, direttore Servizi Sociosanitari UL6 Euganea. Il dottor Salvatore Lobello, direttore dell'Unità Operativa Complessa SERD Padova e Piove di Sacco dell'UL6 Euganea. Don Luca Facco, il vicario episcopale per i rapporti con le istituzioni del territorio della diocesi di Padova, e il dottor Vito Sava, direttore del Dipartimento Dipendenze Facente Funzione, direttore dell'Unità Operativa Complessa Alta e Bassa Padovana, UL6 Euganea. Vi aspettiamo per l'ultimo incontro in programma di questa settimana di confronti. Questa sera alle ore 20:30
un incontro dal titolo Mente, cervello e coscienza, le sfide del XXI secolo. Saranno con noi in presenza, qui nella Sala della Carità, la dottoressa Daniela Lucangeli e il dottor Ernesto Burgio. UL6 Euganea di Padova vi ringrazia di cuore per aver partecipato, vi invitiamo quindi al prossimo appuntamento, vi invitiamo anche a tenere d'occhio il nostro sito www.cambiogiocul6.it dove saranno caricati tutti i video di questi incontri di questa settimana. Buona continuazione di pomeriggio, buona giornata e a questa sera.